tensione a Padova, dove un nigeriano fuori controllo ha minacciato la polizia brandendo un'ascia. Dopo quasi un'ora di trattativa l'uomo ha tentato di uccidere gli agenti che gli hanno sparato alle gambe. È in gravi condizioni una donna travolta da un'auto nei pressi della scuola elementare di Marghera. L'incidente nel pomeriggio poco prima dell'uscita dei bambini del plesso. È di Leandro Battilana, l'82enne scomparso dal ferrarese, il corpo rinvenuto alla foce del Po ad Ariano Polesine, il cadavere recuperato in un canale a ridosso dell'isola dei Gabbiani. Intitolata al Dipartimento di Ingegneria di Padova, un'aula studio, Giulia Cecchettin, 8 borse di studio, la memoria assegnate ad altrettante studentesse, la fondazione intitolata alla 22enne di Vigonovo avrà un comitato giovanile. A Bisso Bueno Fonteno iniziate le operazioni di risalita per i soccorsi, la speleologa è rimasta intrappolata tra i soccorritori, ci sono 6 vicentini. Con largo anticipo rispetto alle elezioni comunali per Venezia, oggi si è presentata al Candiani la coalizione di centro-sinistra, il candidato sindaco sarà scelto più avanti. Classifica della qualità della vita nelle province italiane, secondo il Sole 24 Ore, balzo in avanti di Vicenza e Verona, bene Padova, la Marca trevigiana perde 4 posizioni. Buonasera, il telegiornale del Veneto e siamo con la cronaca subito a Padova, ore di altissima tensione questa mattina dove un nigeriano fuori controllo ha minacciato la polizia, aveva un'ascia in mano, agenti costretti per fermarlo a sparargli alle gambe. Prima delle 4 è giunta alla sala operativa la segnalazione di un passante che appunto indicava una persona con una grossa accetta in mano in uno stato così di agitazione. Mancano pochi minuti alle 4, siamo nel cuore della notte quando un passante chiama il 113. In via Trieste un uomo sta brandendo un'ascia, l'intervento è immediato. 4 volanti arrivano sul posto e dopo pochi istanti si chiedono i rinforzi di carabinieri e polizia locale. Per quasi un'ora i poliziotti provano a calmare lo straniero, vano l'uso dello spray e il peperoncino e anche del taser, la situazione precipita. Quasi dopo oltre un'ora di situazione, di mediazione, poco dopo le 5, l'uomo ha fatto uno scatto prima verso un agente, era a distanza di 5 metri, che si è riparato dietro l'auto di servizio. Gli altri agenti, i colleghi, sono intervenuti cercando di richiamare l'attenzione, quindi a quel punto, sempre impugnando l'ascia, si è diretto verso un altro poliziotto che era ad una distanza di circa 10 metri, benché gli avesse intimato più volte l'alt, il collega è stato costretto a dover utilizzare l'arma d'ordinanza. Spari alle gambe, dal ginocchio in giù, lo ripete il questore di Padova, solo un colpo ferisce la tibia della gamba destra dello straniero, che sarà identificato come un cittadino nigeriano che per 3 volte, nonostante fosse stato colpito, ha tentato di alzarsi minaccioso. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una frattura causata dallo sparo. Sicuramente una situazione non facile da gestire, la capacità, ripeto, anche la gradualità dei vari interventi fino appunto a questo epilogo, dove gli agenti hanno operato per salvaguardare sia l'incolumità di quanti sono dovuti intervenire su questo scenario e anche salvaguardare la stessa, ripeto, salute, la stessa incolumità di questo giovane cittadino, per l'appunto di nazionalità nigeriana. Minuziosa l'analisi compiuta dalla polizia scientifica nell'area che ha posto sotto sequestro l'angolo tra via Trieste e via Nancy per buona parte della mattinata. 32 anni, irregolare, richiedente asilo con rigetto dell'istanza, già denunciato per resistenza, violenza e minaccia, il nigeriano a cui gli agenti hanno sequestrato anche 2 coltelli è adesso piantonato in ospedale in stato di arresto con l'accusa di duplice tentato omicidio. Una persona problematica, con problemi, per cui stiamo ricostruendo anche la sua storia. Era già qui in Italia da alcuni anni, si è mosso in Veneto tra Padova e Venezia, probabilmente persona, ripeto, tra virgolette, con problematiche di salute mai affrontate fino a questa notte. C'è stato un grave incidente nel pomeriggio, siamo a Marghera, sono le 16:30 in via Trieste. Una donna è stata travolta da un'auto nelle vicinanze della scuola Baseggio quando i bambini stavano uscendo. La donna, probabilmente una delle madri che stavano raggiungendo la scuola, è finita a terra, avrebbe battuto la testa sul posto. Le immagini, vedete l'ambulanza che l'ha portata d'urgenza al pronto soccorso. Gli alunni sono stati trattenuti nelle aule fino al termine delle operazioni.
Siamo ancora a Venezia. Con il trasferimento del Tribunale Civile Piazzale Roma prende corpo la cittadella della giustizia, che si concluderà con l'arrivo della Corte d'Appello. Il ministro Carlo Nordio per l'inaugurazione è arrivato questa mattina in città. Aperta dalle note dell'inno di Mameli eseguito dal quartetto d'archi del Conservatorio Benedetto Marcello, la cerimonia di inaugurazione della cittadella della giustizia di Piazzale Roma è sancita dal taglio del nastro da parte del presidente del Tribunale di Venezia, Salvatore Laganà. Il recupero dell'enorme area dell'ex manifattura di tabacchi ha permesso anche l'arrivo del Tribunale Civile, che, lasciato Rialto, si affianca a quello penale, in attesa anche della Corte d'Appello. Soddisfatto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che tanto ha lavorato qui da magistrato e che oggi si trova a difendere una riforma della giustizia che, assicura, non è una riforma contro i magistrati. L'indipendenza e l'autonomia della magistratura giudicante e requirente rimangono dei punti fondamentali, non negoziabili, non trattabili. Vorrei però anche aggiungere che al di là di questi momenti divisivi, sui quali sarebbe quasi ipocrita sorvolare e far finta che non esistano, vi sono anche molti momenti di condivisione, come quello di oggi, che si sono realizzate in questa splendida opera. Il lotto di lavori inaugurato ufficialmente oggi, già attivo dalla fine dell'estate, è costato 25 milioni, di cui quasi 20 a carico del Comune di Venezia. Il sindaco Luigi Brugnaro lo sottolinea in un periodo in cui langue il rifinanziamento della legge speciale per Venezia. La legge dice proprio che lo Stato ha il dovere di aiutare Venezia, è un problema di dovere e vedremo, sai, non è neanche detto, potremmo anche fare una causa allo Stato, cioè Venezia fa causa allo Stato, vediamo chi non la firma. A tenere banco dal punto di vista politico ci sono poi i problemi di garantire giustizia di fronte ad una recrudescenza di furti, spaccio e violenza. C'è un grande tema, in questo paese non si va in galera fino a 4 anni di condanne. L'inasprimento di pene e la certezza della pena, come accade in altri paesi, sicuramente è un buon deterrente. Se tra i problemi della giustizia anche in Veneto si patisce una carenza di personale pressoché cronica, il ministro Nordio lascia Venezia con un annuncio che definisce storico. Entro il 2026 colmeremo per la prima volta della storia della Repubblica l'organico dei magistrati. Abbiamo 1500 posti scoperti, ma abbiamo anche 5 concorsi in corso e di 300-400 posti ciascuno. Siamo a Padova, tanta emozione al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dove è stata intitolata una allo studio a Giulia Cecchettin. È il volto di una Giulia sorridente e spensierata, quello che accoglie gli studenti di ingegneria del Dipartimento DEI che frequenteranno e vivranno la nuova aula studio che l'Università di Padova ha voluto dedicare alla 22enne studentessa di Vigonovo, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, suo compagno di corso di laurea. Non possiamo dimenticare quello che è successo a Giulia, ma dobbiamo anche ricordare Giulia per quello che era. Giulia è una vittima di femminicidio, ma Giulia ha avuto tutta una vita diversa dal femminicidio. Era sorella, figlia, amica, era una ragazza solare. All'interno dell'aula una targa che la ricorda e una sedia rossa, all'esterno il messaggio di Papagino alla sua Giulia. Tanta emozione e devo ringraziare l'università, tutta la direttrice, il professor Meneghesso, per aver ancora una volta ricordato Giulia e dato il via, ha fatto una specie di passaggio di testimone che queste ragazze portino avanti un po', ecco, questo messaggio che stiamo portando anche con la fondazione, quindi un messaggio di vivere la vita in amore, in pienezza, ecco, e senza pensare. Voglio vederla un po' come una nuova ripartenza. Vola alto, vola libera. Cecchettin era presente insieme alla nonna Carla Gatto anche alla consegna dei premi di studio istituiti alla memoria della sua Giulia dal Dipartimento e consegnati ad altrettante studentesse e 2 borse di studio per altre 2 studentesse erogate dall'associazione Riviera Donna. 8 ragazze da tutto il Veneto, da Venezia, Treviso e Vicenza, studentesse coetanee di Giulia con il suo stesso sorriso e la sua stessa determinazione, come Gaia Matteazzi. Vedevo Giulia tutti i giorni, la conoscevo di vista, non di persona, e sicuramente è stata una vicenda che ha segnato tutti noi studenti e quindi siamo felici che il Dipartimento abbia
messo in moto tutte queste iniziative. Al Dipartimento dove Giulia studiava, la storia della giovane resterà per sempre nella memoria degli studenti, anche come monito per il futuro. Io mi auguro che gli studenti, quando entreranno qui dentro a studiare, sentino l'atmosfera di Giulia, che è qui presente, deve essere presente, gli deve dare anche forza per studiare, perché lei è stata una brava studentessa e quindi è un esempio e anche un monito a ricordare quello che è successo, affinché loro imparino a far migliorare la società. Ariano Polesine è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco il cadavere di un anziano individuato in un canale a ridosso dell'isola dei Gabbiani alla foce del fiume Po. Leandro Battilana, il suo nome, l'uomo era scomparso da un mese. Le ricerche erano iniziate ieri dopo la segnalazione di alcuni pescatori sulla possibile presenza di un corpo in acqua, ma erano state interrotte ieri per la bassa marea e sono riprese questa mattina con l'individuazione del corpo da parte di una squadra speleo alpino fluviale che l'ha visto e l'ha recuperato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Bisso, Buenofonteno, sono iniziate le operazioni di risalita per i soccorsi alla speleologa rimasta intrappolata tra i soccorritori. Ci sono 6 vicentini. La teleferica. Ce l'hai? Ce l'ho io qua su. Ce l'hai? Lavorano senza sosta i tecnici del soccorso speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che da sabato notte, quando è partito l'allarme, sono impegnati negli interventi nell'abisso Buenofonteno, un intricato sistema di grotte in provincia di Bergamo per recuperare una speleologa infortunata, Ottavia Piana, rimasta bloccata, come già accadde nel 2023, nella grotta che è in gran parte inesplorata, tanto che il gruppo di esperti speleologi stava conducendo un'esplorazione programmata finalizzata proprio alla mappatura geomorfologica dell'area. Soccorritori provenienti da tutta Italia, dal Veneto ci sono 6 vicentini e 5 veronesi impegnati nella delicata operazione che si preannuncia complessa a causa della conformazione della grotta che renderebbe difficoltoso il passaggio della barella. Da ieri pomeriggio l'infortunata, che fanno sapere i soccorritori è vigile collaborativa, è stata trasportata in un punto all'interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Poi sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto, nel quale la barella per mano dei soccorritori ha iniziato a muoversi. Tra loro anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sono previsti numerosi cambi alle squadre all'interno della grotta. Nuovo codice della strada a Montegrotto Terme, i carabinieri hanno fermato perfino Babbo Natale. Le regole valgono per tutti e il nuovo codice della strada non risparmia nessuno, nemmeno chi arriva dal Polo Nord con mezzi tipici per affrontare la neve e carichi di regali. Proprio così anche Babbo Natale e la sua slitta sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dallo scorso fine settimana stanno applicando le nuove norme previste dall'entrata in vigore del codice della strada. A Montegrotto Terme una pattuglia dei carabinieri ha fermato la slitta di Babbo Natale, un'auto addobbata e illuminata come il leggendario carro di doni allestito da genitori di una scuola dell'infanzia aveva organizzato un pomeriggio di visite alle famiglie per portare gli auguri e raccogliere le letterine dei bambini, ma l'autista è stato fermato dai carabinieri che hanno contestato una serie di violazioni tra lo stupore di genitori e bambini. Per fortuna non c'è stata nessuna multa perché la polizia locale aveva dato il nulla osta all'evento e alla circolazione del mezzo, ma per qualche minuto anche il povero Babbo Natale ha rischiato grosso. Chissà se porterà del carbone ai carabinieri o se anche per loro ci saranno dei regali. Quel che è certo è che la provincia di Padova è stata tra le più solerti in Italia ad applicare il nuovo codice della strada, entrato in vigore alla mezzanotte di sabato. A Padova la polizia locale ha multato con sanzioni da 300 euro 2 automobilisti che avevano parcheggiato nel posto dei disabili. Con largo anticipo rispetto alle elezioni comunali per Venezia è stata presentata al Candiani la coalizione di centrosinistra, ma il nome del candidato sindaco sarà proposto più avanti. Siamo l'alternativa civica e politica per la città. Vogliamo aprire la stagione buona per Venezia dopo anni di cupi, anni conflittuali.
In anticipo rispetto alle elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi nel 2026 si è presentata l'alternativa al centrodestra composta da partiti di centrosinistra e civiche. La coalizione comprende Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista, Terra e Acqua, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista, Volt, Venezia e Tua, Radicali. È necessario uscire da questa palude, dal degrado che ormai attanaglia questa città, attraverso nuove proposte a partire dalla casa, dal lavoro, dall'ambiente e anche passando ovviamente per tutti i servizi a partire da quelli dei più piccoli. Un cambio di direzione, l'avvento di una nuova e buona stagione per la città che la tiri fuori dalle secche in cui in questi anni, lunghi anni, è finita tra situazioni di disagio diffuso, di insicurezza, a volte di vera e propria paura, ma anche di stagnazione economica. È un percorso già iniziato e questo è un punto d'arrivo, per cui abbiamo già sperimentato un tavolo permanente in cui ci confrontiamo ed arriviamo a una sintesi. Partecipiamo a questo percorso a differenza appunto del 2020 in cui non c'eravamo nella coalizione, proprio perché oggi sono cambiate le condizioni sia per noi ma anche per le necessità della città. Ovviamente ci partecipiamo con il nostro patrimonio di idee e di valori, ponendo alcune questioni in maniera molto chiara e molto netta. Oggi abbiamo definito un quadro unitario di indirizzi programmatici, verificheremo poi nel proseguo del nostro percorso la condivisione di scelte concrete. Residenza, ambiente, servizi, qualità urbana sono i temi messi in evidenza dalla coalizione che nei prossimi mesi sceglierà il suo candidato. Sceglieremo in base a chi, dopo un lungo percorso di confronto con le categorie economiche, con le associazioni, con i movimenti che animano la città, saprà interpretare al meglio il programma che emergerà da queste fasi di confronto. La classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, salgono Vicenza e Verona, Treviso scende di 4 posizioni. La Marca rispetto al 2023 ha perso altre 4 posizioni scendendo al 24° posto. In vetta alla classifica Bergamo, fanalino di coda Napoli. Tra le province venete spunta Verona, poi sempre in salita Vicenza all'8° posto, Padova guadagna qualche posizione e si aggiudica il 18° posto. Male Venezia che precipita al 46°, dietro anche a Belluno 45° e davanti a Rovigo 53°. Treviso naviga nella fascia alta delle province italiane, spiega il presidente della provincia Stefano Marcon. Ci sono dei margini di miglioramento, a mio modo di vedere alcuni indicatori oggi non sono ancora aggiornati rispetto ad alcuni dati. Diversi parametri messi in evidenza nell'indagine del Sole 24 Ore. La Marca si trova secondo posto in classifica per la raccolta differenziata a livello nazionale, ma solo 106esima per le imprese sociali. Un focus anche sulla qualità della vita delle donne. Risale l'occupazione femminile con un più 7,9% e resta stabile il numero delle imprese rosa più 0,3%. Ed ancora Treviso si attesta al 34° posto per la qualità della vita dei bambini, mentre sale ai vertici sul fronte della cura agli anziani con un 5° posto a livello nazionale. Male per quanto riguarda i giovani, la Marca scende al 65° posto. Ci sono ambiti sul quale dobbiamo lavorare, il tema della sicurezza c'è, abbiamo il tema dei furti nelle case, abbiamo il tema del bullismo e sono degli ambiti in cui tutti assieme dobbiamo lavorare. Tutti assieme intendo enti, istituzioni, volontariato, famiglie, soprattutto famiglie per certi temi. Treviso inoltre al 20° posto in Italia per i reati legati alla droga. E abbiamo visto che la droga è uno dei fattori che fa esplodere questo tema. Abbiamo visto famiglie inconsapevoli magari del problema della dipendenza da sostanze stupefacenti dei propri figli, abbiamo visto famiglie consapevoli che non sanno più cosa fare per far tornare a ragionare i figli ed uscire da quello che pensavamo essere un problema che non c'era più in provincia di Treviso, invece no, c'è e dobbiamo lavorare in rete. Un capitolo a parte, anche alla luce dei gravi episodi di violenza avvenuti in città, lo merita il capitolo della giustizia e sicurezza, con la provincia di Treviso che è scesa al 25° posto, perdendo 17 posizioni rispetto al 2023. Risanamento dell'area e sostegno alle famiglie, c'è un nuovo stanziamento da parte della Regione, vediamo. Al 25 febbraio i cittadini potranno chiedere uno sconto di 200 euro per l'abbonamento annuale dell'autobus, purché sia un abbonamento che riguarda i 7 comuni capoluogo, oppure
realtà anche periferiche, ma nella tratta che fa arrivare fino al comune capoluogo. È una misura complessiva da quasi 6.600.000 euro, quella messa in campo dalla Regione del Veneto per stimolare l'utilizzo del trasporto pubblico locale, un voucher di fatto che potrà essere richiesto attraverso una piattaforma informatica con le domande che saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Si procederà fino a esaurimento fondi. Il bando è rivolto a tutti i maggiorenni residenti in Veneto, proprietari o intestatari di auto e moto. Il beneficiario potrà essere anche un familiare, purché in possesso di patente B. Nei piani della Regione c'è spazio, se non per tutti, per molti. Lo sportello chiuderà il 2 settembre. Credo sia un importante provvedimento che va ad aiutare quei cittadini che vogliono utilizzare i mezzi pubblici lasciando a casa la loro auto e quindi limitando l'emissione di gas in atmosfera. Quindi un provvedimento che va a favore dell'ambiente e che cerca di aiutare i cittadini. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale del Veneto termina qui. Arrivederci.